Qualunque sia il risultato, questi ultimi 50 minuti, anche per noi di Fanner, saranno nel ricordo di Matteo Balistreri, talento dell'Atletico Fiumicino scomparso ormai 3 mesi fa. Atletico che stasera è costretto a vincere e poi a chiudere gli occhi, un destino beffardo perché dopo 4 punti, in realtà quasi 5 contro avversari del calibro di Golbet, Testaccio e Cotton, adesso l'Atletico si ritrova con l'imperativo di battere il Real Granella e sperare che Cottini, Alitalia e Gem Fitness non facciano altrettanto. La squadra di Mastro Pietro non è padrona del proprio destino, ma intanto deve conquistare i 3 punti e non sarà facile contro un Real Granella che stasera saluta la massima in serie e vuole farlo con classe come nell'ultima uscita casalinga contro il Testaccio. Amici di Fanner, buonasera da Sport City, la 30ª giornata di Serie A della Lega Calcio 8, benvenuti ad Atletico Fiumicino Real Granella. Real Granella in maglia rossa che attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri schermi in questo primo tempo. Atletico Fiumicino con la tradizionale divisa a strisce bianche e rosse attaccherà in questo primo tempo dalla destra alla sinistra dei vostri schermi. Atletico Fiumicino che chiude qui a Sport City la regular season dopo averla aperta la prima contro l'Hammers Consulting. Lì fu un pareggio. Andiamo subito a vedere allora la lista di convocati proprio della squadra di casa. In porta c'è Alfredo Egizi, straordinaria nell'ultima uscita sul campo del Cotton Club. Egizi ha fatto delle parate miracolose, l'Atletico si è reso davvero soltanto all'ultimo. Numero 2 Marco Fognani, con il 3 Marco Alongi. Torna in campo Marco Maramao, ovviamente numero 9 alla ricerca del 39esimo gol stagionale. Danilo Marchionni numero 8, anche quella del numero 8 è stata una superba prestazione. Proprio Marchionni prova a prendere questo primo pallone, recuperato però dalla difesa del Real Granella. Concludiamo la lista di convocati con Riccardo Mosciatti, 10 per Stefano Mosciatti, adesso in possesso del pallone. Anzi scusatemi, in possesso c'è il numero 18 appunto Mosciatti, scusatemi ho letto male, Pantaleone Viscomi numero 6, Vrapi invece ha il numero 5. Tanto c'è un primo calcio di punizione per il Real Granella, lo seguiamo e poi andiamo a leggere anche la lista di convocati della squadra di Brutti. Egizi che ovviamente va a sistemare la barriera. Arrivano intanto le indicazioni dalla panchina per questo tiro che si perde però molto alto sopra la traversa. Nessun problema per gli Egizi che va già a battere la rimessa. Atletico Fiumicino costretto a vincere, è una zona molto densa quella che sta occupando l'Atletico Fiumicino. Attualmente è 11° in classifica. Questo pallone intanto tentato da Mosciatti, il suggerimento verso sinistra, fase confusa della partita, prova intanto a mettere palla a terra Andrea Del Pinto. Vi dicevo, Fiumicino che è assolutamente costretto a vincere e cercare che Gem, Cottini e l'Italia a 40 punti, quindi sopra all'Atletico che invece a quota 38, non facciano altrettanto. Intanto però c'è un'altra azione del Real Granella, un pallone troppo lungo, arriva in anticipo Egizi che poi va subito a spazzare, pallone a centrocampo che Fognani mette a terra, poi fa girare Marchionni, Marchionni ancora, scambia con Mosciatti, buona l'apertura sulla sinistra, c'è Maramao che ci prova con le finte, poi piazza il cross sul secondo palo, arriva la sponda un po' rischiosa, era stato sorpreso il portiere Matteo Rau, numero 14, uno dei migliori sicuramente della compagine granata. Si batte il calcio d'angolo forte e teso sul primo palo, lo prende Rau e l'Atletico deve ripartire da una rimessa in zona d'attacco già effettuata. Adesso Atletico che va a far girare il pallone. Vediamo cosa succede in questa azione con Mosciatti, allarga bene, arriva il cross centrale, prova a girarsi il numero 8 Marchionni che poi ha tentato anche il servizio per Maramao. Egizi che controlla e subito va da Viscomi, ancora Viscomi centralmente, pallone recuperato dal Real Granella. Apertura sulla sinistra, deve arrivare un cross, sono in due
in area di rigore, arriva direttamente il tiro e Gizzi lo vede partire da fuori. Abbiamo il tempo di andare a leggere la lista di convocati del Real Granella. Vi dicevo in porta di Matteo Rau, numero 12, c'è Alessandro Alesse, numero 6, numero 5 per Ivan De Seta, 8 per Andrea Del Pinto, Emiliano Fungi, numero 9. C'è anche Natili Gabriele con la maglia numero 4, Daniele Giampaoli il 3 e Mirko Mannino numero 10. Tra i tanti assenti anche Simone Angelucci, capocannoniere della squadra. 5 minuti sul cronometro. Nel prepartita abbiamo sentito anche la panchina del Fiumicino lamentarsi per la mancata contemporaneità di queste gare decisive per il play-out. Ricordiamo che in contemporanea si sta giocando soltanto De Angelis contro Cottini. Ovviamente qualora venisse sbloccato il risultato vi daremo aggiornamenti anche da Fiumicino. E intanto seguiamo anche questa azione del Real Granella, però con il buon tocco centrale per De Seta. De Seta ancora prova a girarsi e a conquistarsi il tiro, non riesce, allora l'Atletico Fiumicino si distende in contropiede. Maramao sbaglia il controllo, riparte allora il Real Granella, il pallone è centrale, si muove a destra Mannino che poi però non scatta, allora Maramao chiuso in fallo laterale. De Seta. Buono il tocco d'esterno verso Del Pinto che poi prova ancora un pallone a metà strada tra l'area di rigore e invece l'apertura a sinistra. Non buona la soluzione. Sempre Maramao che parte da sinistra, prova il cambio di gioco, buona lettura del Real Granella. Il pallone però rimane in campo, sul rimpallo è fortunato l'Atletico Fiumicino, tutto libero, centralmente c'è Mosciatti, riceve adesso il pallone Riccardo Mosciatti, prova ad arrivare in zona tiro, poi prova anche l'apertura per Fognani che intanto era partito. Riparte anche il Real Granella con un po' troppa fretta, anche secondo il mister, dalla panchina. Altro pallone centrale, Marchionni, poi Maramao. Maramao ancora tenta la conclusione, il primo squillo è sui piedi del solito Marco Maramao. 38 in campionato per lui, non è calcio d'angolo perché Rau non l'ha toccata ma l'ha battezzata giustamente fuori questa palla del numero 9 del Fiumicino. Buono anche il rinvio di Rau direttamente a metà campo a cercare De Seta che controlla bene, poi lo scatto di Mannino, recupera però il pallone l'Atletico Fiumicino che lo porta avanti con Mosciatti che prova a liberare il tiro, non riesce, chiuso dai difensori in maglia granata. Pronto Rau a bloccare il pallone, il gioco si ferma soltanto un attimo per controllare quelle che sono le situazioni, la situazione di Stefano Mosciatti. Tanto scusatemi perché il De Angelis sta giocando con il Gem e ovviamente vi dicevo che arriveranno aggiornamenti. Il Cottini invece gioca domani in casa all'Atletico 2000 contro la Pisana. Anzi scusatemi, gioca stasera alle 22:30, domani c'è l'ultima sfida sempre per il play-out tra Bacci e Alitalia, 21:30 alla Stella Azzurra. Buona qui l'iniziativa, viene fermato però Mosciatti, c'è subito però il recupero di Fognani, riparte l'Atletico Fiumicino, ci prova anche in velocità, Fognani va a girarsi, Mosciatti. Poi il pallone da Mosciatti servito a Maramao che subisce fallo. Prova direttamente a piazzarla, il pallone gonfia la rete ma dal lato sbagliato, vicino al gol comunque Stefano Mosciatti.
Lungo il pallone non c'è fallo neanche qui. E allora prova a ripartire Stefano Mosciatti, buona l'apertura, a cercare Marchionni che prova direttamente a spezzare di testa da una situazione però dove era praticamente impossibile dar velocità e sorprendere Matteo Rao, che era ben piazzato. Poi pallone insidioso, c'era Mannino ma ha recuperato bene i Gizzi. Scende Maramao a dar sostegno ai suoi, buono il filtrante verso Mosciatti, si passa anche per Riccardo Mosciatti, sterza un attimo e poi decide di partire lui, si allarga a destra, arriva adesso il servizio, a sostegno c'è anche Stefano Mosciatti, a centrocampo non riesce il servizio da parte di Pantaleone Viscomi, ma l'ultimo tocco è stato del Real Granella. Qui ci prova Maramao con un tocco di prima verso l'area di rigore. Real Granella poi prova a distendersi in contropiede, ci mette la zampa Longi, gran tentativo, poi Maramao sterza la piazza, blocca Rau. Ci prova il Real Granella con questo pallone un po' insidioso che arriva verso l'area di rigore, nessuno però per il tap-in vincente. Fognani controlla senza alcun rischio, poi la corsa di Mosciatti che non riesce a tenere in campo il pallone. Sono 11 minuti sul cronometro, quasi a metà del primo tempo, tiene lo 0-0 a Sport City tra Atletico Fiumicino e Real Granella. Qualcuno ha scritto sul gruppo. Ecco ancora il pallone per Mosciatti, poi Viscomi, Maramao ancora a piazzarla, questa volta Rao un po' meno sicuro in due tempi ma para uguale. Chiuso poi in fallo laterale Emiliano Fungi. Pallone per Del Pinto, ci prova di primo ma sbaglia e allora si distende il contropiede, c'è Mosciatti che avanza a destra, prova ancora lui, arriva il servizio verso l'area di rigore, un cross, un tiro, in ogni caso troppo alto, si riparte dalla rimessa del fondo, dal fondo che va a battere Matteo Rau, già effettuata addirittura la conclusione da distanza siderale per cercare di sorprendere Alfredo Egizi, pallone però è fuori ed Egizi è già andato alla rimessa. Qui Mosciatti, il tocco indietro perché era pressato, ancora servizio, scusatemi, per Danilo Marchionni, pressing accennato da parte di Maramao, esce, anzi prova ad uscire palla al piede De Seta e poi restituisce indietro, scende anche Del Pinto, ancora pressing però di Maramao e Mosciatti, Del Pinto ancora, riesce ad aprire bene sulla sinistra, fatica però ad uscire dalla propria metà campo il Real Granella, ci prova adesso, c'è anche un po' di tempo. De Seta si gira, torna adesso sul pallone, l'1-2, ancora il pressing di Maramao, poi Scodella a cercare Mirko Mannino, pallone però non è controllato dal numero 10 e l'Atletico Fiumicino può effettuare una rimessa laterale e provarci ancora a sbloccare il risultato di una partita che al 14° minuto del primo tempo è ancora sullo 0-0. Atletico Fiumicino che, ve lo ricordiamo, ha assoluta necessità di vittoria. Buono il tocco a cercare Maramao che però non riesce a smarcarsi e a controllare. Ancora però Fiumicino in recupero di palla, Stefano Mosciatti, parte lui, ancora a ricevere il pallone da parte di Marchionni, il controllo però è così e così, allora riparte Mirko Mannino, poi scarica indietro, l'apertura sulla sinistra, chiama palla sulla destra Del Pinto, invece è cercato Fungi che però perde il pallone e allora Mosciatti per Marchionni che prova la conclusione, poi scarica da Maramao, c'è un'ottima opposizione dei centrali del Real Granella e la rimessa laterale è per l'Atletico Fiumicino in zona d'attacco.
È arrivato Marco Fognani, pronto a batterla, effettuata adesso, ci prova Marchionni direttamente in area di rigore, poi ancora sul pallone, scarica da Fognani, pallone ancora centrale, c'era Maramao esterno, cercato invece Mosciatti e Gizzi, addirittura a centrocampo è salito particolarmente in questa fase il baricentro dell'Atletico Fiumicino che ha disperato bisogno di un gol e della vittoria. Alongi. Ci prova ancora Longi, poi il servizio da parte di Marchionni, buona l'iniziativa, forse un controllo di mano, arriva adesso il fischio dall'arbitro per il tocco di mano di Marco Alongi, gran pallone quello che gli aveva spedito Marchionni. Ci prova il Real Granella con Mannino, ancora buonissima l'opposizione da parte di Alongi che parte, palla al piede, scarica adesso su Marchionni che tenta il pallonetto, finisce di poco sopra il 7 questo gran pallone che Alongi ha dato a Marchionni. Sali su, appoggialo, appoggialo. Ancora Real Granella, attenzione a questa azione perché c'è anche il tocco e poi il pallone che finisce di pochissimo fuori, anche Real Granella risponde e va vicino allo 0-1. E Gizzi ha già restituito il pallone. Intanto cattive notizie quelle che arrivano da Fiumicino. Il nostro Marco Zinghini ci riporta della vittoria del Gem, almeno per il momento conduce 2-1 il Gem sul De Angelis. Attenzione perché qui c'è un'altra azione del Real Granella, arriva il tiro da parte di Gabriele Natili. Tiro che però viene deviato, non esce neanche fuori, gran pallone per Mosciatti, attenzione a Maramao, tenta il servizio Mosciatti per Maramao, non riesce. Mosciatti, poi il tocco di Fognani per Egizzi che è pressato ma riesce a scaricare bene. Centrale libero c'è Viscomi, il servizio invece è sulla destra a cercare Mosciatti, chiuso fra due e si accontenta del corner. Buona la battuta del corner, pallone sporcato, poi prova la conclusione Maramao, grandissima risposta quella di Matteo Rau. (18 sul cronometro), si batte il corner. Riccardo Mosciatti subisce il fallo, è una buona posizione. Una sua mano. Mosciatti e Maramao sul pallone, il tocco per Maramao che viene respinto dalla barriera, poi Viscomi che prova a insistere invece preferisce scaricare indietro, torna adesso in possesso del pallone, buona l'apertura a cercare Marchionni che si gira e va al tiro, gran risposta di Rau, poi lungo il rinvio della difesa del Real Granella, più preoccupata a spazzare fuori che a costruire un'altra azione offensiva. Ci prova allora Viscomi che trova un varco, gran tocco di tacco da parte di Mosciatti a cercare Marchionni che è stato anticipato, partiva un po' troppo in ritardo. Real Granella con questa apertura poi a cercare Mirko Mannino, era buona, ha intuito e ci è arrivato prima Alfredo Egizzi.
qui sul rimpallo riesce a partire ancora il Real Granella con Fungi, perde però questo pallone, c'è il contropiede dell'Atletico Fiumicino, risale però tutta la difesa del Real Granella, attenzione però perché il cross arriva ugualmente, poi pallone spazzato e ancora tocco di mano da parte di Stefano Mosciatti, protestano i giocatori dell'Atletico Fiumicino quando è in atto il primo time out chiesto dalla panchina del Real Granella. 20 minuti sul cronometro, si riparte dopo il time out con la rimessa dal fondo battuta da Rau. 5 minuti ancora da giocare perché l'Atletico Fiumicino tenti di trovare il vantaggio, qui ci prova Maramau, conclusione deviata da Alessandro Alesse in calcio d'angolo. Poi forte tesa, il calcio d'angolo, ancora occasione sui piedi di Stefano Mosciatti, vicinissimo all'1-0 addirittura da corner. Qui buono il tocco, poi sale anche De Seta, arriva il traversone verso l'area di rigore ma recupera Mosciatti, deve scaricare, invece sterza, arriva adesso un comodo appoggio verso Viscomi che allarga da Maramau che tenta direttamente la conclusione 2 volte perché rimbalza sul palo, alla fine c'è il tocco di Rau e il calcio d'angolo per l'Atletico Fiumicino. Battuto corto il servizio per Mosciatti, fra due deve andare a scaricare, lo fa ma molto lontano dalla zona d'attacco Fognani, poi il pallone qui si perde nel nulla e l'Atletico regala una rimessa agli avversari. Del Pinto, buona l'apertura ma Mannino non è riuscito ad arrivare sul pallone. Qui poi sul rimpallo Marchionni, poi Maramau la butta al centro, Del Pinto a recuperare, Fungi a far ripartire l'azione, troppo lungo però il pallone ed è rimessa per l'Atletico. Qui Mosciatti in controllo, l'apertura verso Riccardo Mosciatti, poi pallone centrale, buona qui l'occasione, c'è il vantaggio dell'Atletico Fiumicino alla fine del primo tempo, Danilo Marchionni per l'1-0 dell'Atletico Fiumicino. Recupera ancora l'Atletico Fiumicino solo per un attimo però, arriva il pallone sempre su De Seta che va a rimorchio, poi prova addirittura la conclusione questa volta e non il traversone, nessun problema però per Egizi che va subito alla rimessa. Ancora De Seta però, l'uomo in più questa sera per il Real Granella che sembra sempre crederci. Mannino, deve arrivare il cross, arriva adesso, c'è il colpo di testa! Attenzione perché è andato vicinissimo al pareggio il Real Granella, completamente bloccato e spiazzato Egizi. Ultimo giro d'orologio prima della fine del primo tempo, più ovviamente eventuale recupero che l'arbitro concederà, anche se non ci sono state interruzioni in questo primo tempo. Egizi, Maramau adesso è addirittura a centrocampo, arriva il servizio poi a cercare Riccardo Mosciatti che si era allargato a destra, addirittura al vertice dell'area di rigore. Non è riuscito a controllare il pallone, per lui troppo lungo. Del Pinto sale, avanza, poi scarica da De Seta. De Seta ancora, questa volta però perde il pallone. Maramau si avventa verso l'area di rigore. Maramau ancora la conclusione
che prova a pizzicare il palo ma si perde sul fondo. Altro minuto da giocare. Secondo il direttore di gara c'è stata deviazione sul tiro di Maramao e allora sarà calcio d'angolo. Ha toccata Rau. Si batte il corner, attenzione a Maramao che prova a coordinarsi. Pallone esce di pochissimo. Maramao alla ricerca del gol numero 39 in stagione. 30 partite giocate, è una media gol niente male. Maramao che è secondo nella classifica di capocannonieri della Lega Calcio a 8, davanti a lui c'è il solo Andrea Moretti, che è una specie di tassa in questa stagione. Fischio dell'arbitro per la fine del primo tempo tra Atletico Fiumicino e Real Granella. L'Atletico sta facendo il suo e per il momento vince 1-0 con gol di Marchionni. Real Granella che ci prova in queste battute iniziali di secondo tempo. L'Atletico Fiumicino è in vantaggio 1-0. Prova subito però il Real Granella con questa prima azione sui piedi di Emiliano Fungi. Va a bloccare Egizi. Dall'altra parte Maramao fra due non riesce a tenere il pallone e a penetrare in area di rigore. C'è il pallone però per Mosciatti che la schiaccia e poi Maramao che non controlla e Rau che può andare alla rimessa dal fondo. Pallone largo sulla destra, poi prova ad accentrarsi il Real Granella, perde però questo pallone che va a recuperare Stefano Mosciatti che sterza, poi apre su Maramao che non controlla, anzi scusatemi, era Viscomi. Apertura, Mannino che controlla così e così, ancora però possesso Real Granella che si conquista anche una rimessa laterale in zona d'attacco, pronto a batterla Emiliano Fungi che poi però scarica al compagno. Lungo il pallone su cui si avventa adesso Mosciatti, così e così però il controllo del Pinto non riesce a liberare la conclusione, può distendersi l'Atletico Fiumicino, il pallone a cercare Vrapi, neutralizzato però da una buona coordinazione tra Rau e il suo difensore. Da destra il Real Granella sempre con Ivan De Seta, cross così e così, Egizi va alla rimessa, cerca sempre Maramao, il pallone però è un one to one con il portiere avversario Matteo Rau. Sicuramente due buoni portieri. Mosciatti ancora prova a partire, poi sterza centralmente, apre invece a sinistra, ancora centralmente il Fiumicino con Riccardo Mosciatti che rallenta un po', poi va adesso da Stefano Mosciatti e alla fine non riesce a controllare Mirko Mannino, rimane in zona d'attacco l'Atletico Fiumicino ma con una rimessa laterale. Maramao la sponda a cercare Stefano Mosciatti, non è preciso qui il pallone del numero 9 dell'Atletico Fiumicino. Tanto ufficiale il finale di primo tempo tra De Angelis e Gem Fitness, conduce il Gem per 2-1. Noi intanto seguiamo l'azione dell'Atletico Fiumicino con il fallo ai danni di Stefano Mosciatti e calcio di punizione. Portalo fuori, portalo fuori.
Attenzione a Stefano Mosciatti che prova a giro cercando un gol fotocopia di quello fatto al Cotton Club lunedì scorso. Tocco di prima ancora, Atletico che rimane in attacco, c'è libero Mosciatti al centro, non viene servito, anzi viene servito adesso. Avanza sulla sinistra Longi, Mosciatti scambia con Viscomi e poi Vrapi non riesce a controllare. Ci prova allora il Granella a conquistarsi il pareggio, c'è un controllo così e così, Vrapi in area di rigore a lottare con l'avversario Alessandro Alesse. Ancora buona però la copertura difensiva del numero 6 del Real Granella, ministro della difesa della squadra in maglia granata, uno sicuramente degli uomini da cui ripartire nella prossima stagione. Real Granella sì, penultima in classifica con 21 punti, ma va anche detto che ha fatto vittime importanti, la Pisana, il Testaccio all'ultima giornata, la sfida vinta 3-2, ma Real Granella era addirittura in vantaggio per 3-0. Giampaoli per Del Pinto, buona la giocata qui di Del Pinto che poi però prova ad andare con il cross verso l'area di rigore, ma si allunga troppo il pallone. Sponda poi e Mosciatti che avanza, grandissima giocata, buona anche l'apertura sulla sinistra, c'è Maramao in area di rigore insieme a Vrapi, sul pallone Mosciatti non riesce ad arrivare, regala la rimessa dal fondo alla squadra avversaria, pronta a ripartire anche centralmente con questo buon fraseggio, poi il pallone per Giampaoli che prova centralmente a cercare Fungi che questa volta controlla bene, Fungi ancora, tenta di piazzarla alto sopra la traversa. Ancora Mosciatti, vediamo se riesce a partire un'altra volta, preferisce e saggiamente scaricare sulla sinistra. Eccolo il pallone a metà tra un tiro e un cross, c'era anche Vrapi tutto libero sul secondo palo, alto sopra la traversa però questo pallone. Lungo Rau, colpo di testa e ancora Stefano Mosciatti sempre in possesso, il servizio a cercare Vrapi, chiusura in calcio d'angolo per l'Atletico Fiumicino, sono 7 sul cronometro, l'Atletico Fiumicino conduce sempre 1-0, arriva il cross, poi messo dentro il pallone da Marco Alongi, spazza ancora il Real Granella, questa volta in rimessa laterale. Poi prova a girarsi Maramao, perde però il pallone, riparte allora il Real Granella, il tocco così e così, un regalo all'Atletico Fiumicino che riparte ancora, Mosciatti questa volta non riesce a controllare e l'Atletico regala la rimessa, anche se è una rimessa dove sarà complicato uscire per il Real Granella, che ci prova comunque, il colpo di testa buono a cercare Gabriele Natili. Del Pinto gira ancora il pallone, riesce a uscire in qualche modo il Real Granella, sempre con De Seta che spinge sulla destra, poi sterza, gran pallone quello di De Seta, poi arriva la conclusione addirittura da parte del numero 2 che non sorprende però Alfredo Egizi. Mosciatti, tocco di esterno, poi ancora da sinistra ci prova l'Atletico Fiumicino, qui vanno a terra in due, l'arbitro non fischia, fischia adesso e a favore dell'Atletico Fiumicino. Provato
La battuta a sorpresa, l'Atletico, ma è tutto da rifare. Si alza adesso Maramao, che ovviamente è in zona di battuta assieme a Stefano Mosciatti, mentre si allontana Riccardo Mosciatti. Arriva il fischio questa volta Mosciatti, arriva però anche una deviazione della barriera ed è calcio d'angolo per l'Atletico Fiumicino. Arriva la battuta a cercare Mosciatti, che prova poi a girarsi e subito a crossare, si allunga troppo il pallone e il campo è finito. Pronto Rau, poi avanza il Granella con Natili, il servizio per Fungi, scodella il pallone verso l'area di rigore, il tocco di Fognani per l'uscita comoda di Egizi. Buono il tocco a cercare Maramao, che poi prova a sorprendere Rau con il pallonetto, ma alza troppo la sfera. Qui gran recupero da parte di Mosciatti, che poi scarica dal numero 18 Stefano Mosciatti, poi grande apertura, Marchionni sterza e c'è il 2-0 dell'Atletico Fiumicino. Lì davanti impossibile intervenire per Rau e c'è il doppio vantaggio della squadra di casa. Il marcatore è quasi inutile dirlo, Marco Maramao a quota 39 centri in campionato. Qui prova a distendersi l'Atletico Fiumicino, eccola l'apertura a cercare Mosciatti, ancora calcio d'angolo. Atletico che sembra aver ingranato la marcia, anzi scusatemi, non è corner, e dunque rimessa dal fondo, già battuta dal Real Granella, che prova ad avanzare e poi a sorprendere Egizi con la conclusione dalla distanza. Egizi che però si fa sempre trovare presente. Poi Del Pinto viene chiuso, riparte allora Mosciatti, l'apertura a cercare Marchionni, esce Rau addirittura verso l'area di rigore avversaria, si trascina il pallone fuori però, ed è rimessa Atletico a metà del secondo tempo, doppio vantaggio per la squadra di casa. Fatto male? Andrea, vieni. Un attimo, signore. Posso? Centrale il pallone a cercare Vrapi, che va a battere la rimessa. Buono il pallone sempre per Stefano Mosciatti, ha un po' di campo, può andare in zona tiro che viene respinto, ma Mosciatti rimane in possesso. Poi Viscomi si gira e l'Atletico Fiumicino rallenta un attimo prima di un'altra azione offensiva tentata adesso, l'apertura a destra per Vrapi, che dovrebbe essersi conquistato rimessa laterale. E così la va anche a battere Alongi, gira di prima, Atletico che punta anche adesso ad addormentare la partita. Mosciatti, ancora Mosciatti, sterza e poi
viene chiuso in fallo laterale. Mosciatti ancora, provato il recupero, ma il numero 18 rimane in possesso con una gran giocata, poi va da Marchionni che allarga bene, arriva anche il cross e c'è l'opposizione da parte di Rau, tutto bene quelli dell'Atletico Fiumicino, a parte la conclusione. Centrale il pallone per Mosciatti, Mosciatti ancora prova a piazzarla verso l'area, c'è l'opposizione della difesa in maglia Amaranto che poi prova a ripartire con Del Pinto che non riesce a scattare, poco fa ha anche subito un colpo, è stato necessario l'intervento della panchina anche se Del Pinto è rimasto in campo per godersi comunque questi ultimi 10 minuti di Serie A. Mosciatti ancora, si gira, gran qualità anche questa sera da parte del numero 18. Dopo aver fatto comunque impensierire e non poco il Cotton Club, qui ancora Mosciatti, la conclusione dalla distanza esce di pochissimo. Vi dicevo un Mosciatti che ha impensierito e non poco il Cotton Club nell'ultima uscita al Ciriaci. Cotton che ha vinto 5-4 ma l'ha fatto soltanto praticamente sul triplice fischio dell'arbitro con un gran gol di Alessandro Barbarella pescato dal capitano Rocco Giordano. Era un Cotton molto rimaneggiato, questo va detto, in attacco c'era Forcina, l'eroe della finale scudetto di 2 anni fa, ma era comunque il Cotton Club, squadra ancora imbattuta in questo campionato che a proposito vuole chiudere con 0 alla casella sconfitte e proverà a farlo proprio su questo campo tra pochissimo alle 22:30 e non sarà una sfida come tutte le altre perché ci sarà la Golbet e sarà quindi l'occasione per l'ennesima sempre finale, così come l'abbiamo ribattezzata, quella tra Golbet e Cotton. Qui intanto torniamo in cronaca perché va vicinissimo al 3-0 l'Atletico Fiumicino, ancora buono l'intervento di Rau che si oppone col fisico e chiude la porta. Poi prova a partire Giampaoli che tenta direttamente la conclusione, troppo angolata però perché potesse impensierire Alfredo Egizi. Mosciatti ancora a partire, poi scarica da Maramao, rientrato in campo a cercare magari in questi ultimi 10 minuti il 40° sigillo, scusatemi, in campionato e andare a una cifra super tonda. Qui intanto però l'Atletico si fa sorprendere, ci prova allora Gabriele Natili ancora ad arrivare in zona tiro, entra nell'area di rigore, scarica il pallone, viene chiuso, non è neanche calcio d'angolo, qui forse poteva provare la conclusione, il Granella che non ha niente da perdere. Qui intanto grande aggancio da parte ancora di Stefano Mosciatti che sterza, la va a piazzare ancora da Marchionni, conclusione deviata che rimane ai limiti dell'area di rigore. Real Granella allora che riprova a partire con il solito Ivan De Seta che poi si gira e decide adesso di scaricare da Andrea Del Pinto. Del Pinto ha un po' di campo a sua disposizione, prova ad arrivare in zona tiro e poi preferisce scaricare a sinistra. Pallone arretrato per Giampaoli, ancora la conclusione Giampaoli, Egizi non trattiene. E ovviamente dalla panchina del Real Granella si lamentava l'assenza di maglie Amaranto in area di rigore per andare ad approfittare della parata di Egizi che non ha trattenuto e ha lasciato il pallone lì in aria. Ci prova ancora allora il Real Granella con Del Pinto che apre a destra, ancora Del Pinto
Apertura a cercare Daniele Giampaoli. Giampaoli ancora alla conclusione, si oppone questa volta Mosciatti che ha intuito la giocata del numero 3 in 2 occasioni vicino alla conclusione. Mosciatti che poi pesca Gabriele Natili, il pallone arriva in qualche modo a Del Pinto che sterza, prova sempre ad arrivare in zona tiro, poi arriva il tiro a rimorchio piazzato da parte di Mirko Mannino, si distende Alfredo Egizi ma il pallone è fuori. Centrale il pallone verso Marchionni che apre sulla sinistra. Apertura a cercare Viscomi. Viscomi ancora. Sempre il numero 6 dopo l'1-2 con Alongi. Perdono il pallone, allora ci prova il Real Granella, sospinto questa volta da Giampaoli. Giampaoli che sterza, perde però il pallone, chiede un fallo, ma Fognani ha fatto tutto in maniera regolare. Poi eccolo il pallone a cercare Maramao, si oppone con una gran parata, Matteo Rau ha provato ancora il pallonetto, il numero 9 dell'Atletico Fiumicino. Qui riesce poi a sporcare il pallone Marco Alongi, ottimo intervento a neutralizzare Gabriele Natili. Poi velo di Del Pinto, pallone centrale da parte di Giampaoli, è un assist però per la difesa dell'Atletico Fiumicino che poi va subito a partire con Maramao. Maramao a campo aperto, buona l'opposizione, possesso Real Granella che va ancora a distendersi con Mirko Mannino, conclusione deviata e rimessa laterale per il Real Granella. Sono 20 sul cronometro, ancora sul 2-1 il Gem sul campo del De Angelis. Lungo il pallone, arriva il fischio dell'arbitro che interrompe il gioco per un fallo in attacco. Ancora a scattare Marchionni, non viene visto, c'è movimento comunque davanti dei giocatori offensivi dell'Atletico Fiumicino. Eccolo adesso Marchionni in possesso di palla, apre a sinistra, buona l'idea, buono anche il suggerimento per Mosciatti che poi viene chiuso in fallo laterale. Pronto alla battuta della rimessa per Maramao, Maramao ancora che si gira in una zona ad alta densità di maglie granata che riescono a recuperare il pallone. Attenzione perché è partito Gabriele Natili sulla sinistra ma viene neutralizzato da un altro ottimo intervento di Marco Alongi di sponda a favorire l'uscita del suo portiere. Mosciatti ancora, lungo per Rau che va adesso a controllare, lungo ancora anche lui a cercare sempre Gabriele Natili che prova a correre e ad arrivare sul pallone che però esce fuori dal rettangolo di gioco. Daniele Giampaoli, arriva la rimessa, poi lungo ancora il pallone, eccolo il tocco di sponda a cercare Maramao, Maramao ancora in zona tiro, la piazza e sbaglia, errore strano per il cecchino dell'Atletico Fiumicino. Ancora altro tiro dalla distanza provato da Daniele Giampaoli. Per Granella che quando mancano 2 minuti più recupero alla fine della partita sta cercando anche il gol della bandiera. Intanto attenzione perché il gol lo cerca anche Stefano Mosciatti, ancora in pallonetto, ancora però Rau non si fa sorprendere. 23 sul cronometro, rimessa laterale per l'Atletico Fiumicino dopo una rimessa così e così di Giampaoli. Eccolo il pallone centrale ancora provato da Andrea Del Pinto, neutralizzato ancora una volta.
poi ci prova Marchionni per arrivare a siglare la sua doppietta. Prova Marchionni, esce di poco al lato del porta. Del Pinto, apertura ancora verso Giampaoli. Giampaoli ancora, questa volta prova a spedire dentro Gabriele Natili, qui si fa cogliere in controtempo. Era buona l'occasione, anche perché tutti si aspettavano il tiro da parte del numero 3 del Real Granella, che invece questa volta ha deciso di andare direttamente in area di rigore. Apertura a cercare Mosciatti, controlla Maramao, arriva il pallone ad Alongi. Alongi addirittura in zona tiro, poi c'è anche Marchionni, il pallone a cercare Mosciatti, esce e fa ripartire lui l'azione. Matteo Rau, lungo il pallone direttamente verso l'area di rigore a cercare Mirko Mannino, che scivola però. Giampaoli, controllo è così e così, ma il Real Granella rimane in possesso. Tentata poi il tiro cross, blocca Egizi che poi con una rimessa però va direttamente fuori dal campo. Rimessa battuta da Rau. Ancora centrale il pallone, buono il servizio per Del Pinto. Del Pinto in dribbling ci prova Fognani a dirgli di no, poi ancora Fognani, viene pressato ma rimane in possesso e poi conquista un'ottima rimessa laterale. Stasera gran prova specialmente in difesa dell'Atletico Fiumicino. È triplice fischio dell'arbitro e vittoria dell'Atletico Fiumicino, che sicuramente fa il suo. Intanto il risultato non ancora definitivo di De Angelis Gem parla della vittoria del Gem per 2-1. C'è ancora da tenere le dita incrociate per l'Atletico Fiumicino, che poi ovviamente aspetta i risultati di Cottini e Bacci.